che in Sardegna si stanno creando, perché credo che sia importante il fatto che ci siano altre strategie mirate allo stesso obiettivo, che è quello che anche noi perseguiamo, delle strategie democratiche e non violente, come facciamo noi che seguiamo gli strumenti del diritto internazionale. Ritengo molto importante questo, anche se noi non crediamo sinceramente nella via dell'indipendenza seguita attraverso un percorso in ambito politico-elettorale italiano, perché la nostra, la linea di MLNS è una rottura totale con lo Stato che riteniamo straniero e nemico del popolo sardo. Però ritengo che sia importante soprattutto costruire delle forme di rispetto e collaborazione tra le varie strategie indipendentiste. Uno dei più grandi problemi che abbiamo come popolo è proprio quello di non riuscire a collaborare. Ho avuto dimostrazione ormai da decenni. Siamo sempre convinti di essere detentori della verità assoluta, di non riuscire a vedere quelle che proprio nelle loro diversità possono costituire per il nostro ideale una grande ricchezza. Dovremmo essere uniti e collaborare, pur mantenendo ognuno la propria strategia, la propria identità, la propria dignità, per risolvere un problema che è comune. Quindi potrebbe essere sicuramente presa in considerazione questa lotta comune che porti ad un'unica soluzione. Ora quindi siamo davanti ad un processo di una nuova costruzione di coscienza popolare, di coscienza nazionale e popolare, e sono veramente contento che ci siano tante iniziative, anche se differenti dalla nostra. L'importante è che siano portati avanti con coscienza, determinazione e onestà, soprattutto onestà. Ora chiaramente sono qui anche in veste di presidente del Movimento di Liberazione Nazionale Sardo. Cos'è il Movimento di Liberazione Nazionale Sardo? MLNS, chiamiamolo così, la sigla, combatte per l'indipendenza del popolo sardo utilizzando come strumento il diritto internazionale. Siccome la situazione in Sardegna è, abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, è una situazione disperata, in cui abbiamo la necessità di liberarci da questo Stato che è straniero nel più breve tempo possibile, e se prendiamo in considerazione anche che oramai abbiamo visto che mettere d'accordo il 51% dei sardi, che sarebbe l'ideale, ma l'economia e la vita stessa del popolo sardo non può permettersi di attendere tanto, ci vorrebbe troppo tempo, allora abbiamo individuato in un soggetto di diritto internazionale lo strumento necessario per portare avanti questo percorso, che è l'unico giuridicamente legittimato ad agire in nome di tutto il popolo sardo per la liberazione proprio dallo Stato occupante italiano. Quindi MLNS non è un partito, non è un movimento politico che si confronta con insieme alla galassia dei movimenti partiti autonomisti, sovranisti, indipendentisti, federalisti e chi più ne ha più una meta, ma è uno strumento necessario per portare la Sardegna a libere elezioni, che è il nostro unico scopo. Portare la Sardegna a libere elezioni in cui il popolo sardo eleggerà i propri legali rappresentanti. Quindi, come dicevo, MLNS è un soggetto di diritto internazionale, quindi è destinatario legittimo di tutte le norme del diritto internazionale. È a tutti gli effetti un'istituzione, quindi non un partito, un movimento, è un'istituzione che si prefigge il compito di creare queste condizioni sia giuridiche che materiali per poter esercitare il diritto che abbiamo di autodeterminarci, il diritto di autodeterminazione del popolo sardo. Agiamo sempre nell'ambito della legalità, soprattutto quella internazionale, perché quella italiana non ci appartiene. Agiamo contro quindi l'attuale ordinamento giuridico, perché la nazione sarda è occupata da uno Stato straniero, quello italiano, e questo non è legale, è assolutamente illegittimo. Quindi dobbiamo, non mi piace neanche il termine indipendentista, perché significa essere dipendenti. Io preferisco parlare di legalità, perché quindi ripristinare la legalità è un dovere nei confronti del popolo sardo, e quello è il nostro primo scopo. Come si ripristina la legalità? Liberando la nazione sarda dallo Stato straniero che ci occupa, e la sovranità che deve essere esercitata solo e esclusivamente dal popolo sardo, che la eserciterà quando questo eleggerà liberamente i propri rappresentanti
secondo i propri usi, costumi, le proprie norme, tutte quelle che il popolo sardo stesso deciderà. Per noi non c'è un finale previsto in gloria con i partiti che alla fine avranno la poltrona. No, noi appena avremo raggiunto questo scopo, che è l'obiettivo dell'MMS, noi cesseremo di esistere, semplicemente. Perché avremo raggiunto lo scopo per il quale ci siamo costituiti e ci metteremo a disposizione dei membri eletti dal popolo sardo, i quali potranno liberamente decidere se affidarci degli altri compiti oppure ci stringiamo la mano, arrivederci, grazie. Finito lì. Avremo raggiunto lo scopo per il quale siamo nati, che non è per nostre ambizioni personali o caccia di poltrone, ma il nostro scopo è quello di sapere che i nostri figli cresceranno liberi. Noi chiaramente come MNS riteniamo che questo percorso sia l'unico che ci possa portare alla libertà. La democrazia in Italia è una parola senza senso. Anche lo stesso strumento referendario è uno strumento che l'Italia non prevede neanche costituzionalmente. Io non credo che si possa ottenere la libertà dal nostro popolo dalla colonizzazione seguendo un percorso italiano, sia che questo sia referendario sia che segua una via elettorale nell'ambito delle istituzioni italiane. Perché un partito, se consideriamo questo, che un partito che si definisce indipendentista, se riuscisse attraverso le elezioni italiane, perché stiamo parlando di elezioni italiane, raggiungesse una posizione di potere con quelle regole, ovviamente sarebbe assoggettato a loro, perché hanno partecipato a queste elezioni in considerazione che la RAS, la Regione Autonoma della Sardegna, è un ente italiano. Se io partecipo alle loro elezioni, anche le regionali, essendo un ente italiano, io partecipo con le loro regole, perciò le sto riconoscendo, le sto legittimando. Non le posso riconoscere prima e disconoscere dopo. È anche una questione di coerenza, ci dobbiamo mettere d'accordo. O siamo sardi o siamo italiani. Allora, sì, praticamente sarebbe come chiedere il permesso di riappropriarci di una cosa che ci appartiene, è il nostro diritto naturale. Sarebbe come chiedere al nostro carceriere di darci le chiavi della cella da cui poter scappare, cioè una cosa che non ha senso. Però come MLNS e come governo sardo provvisorio abbiamo costituito l'anagrafe storica del popolo sardo. Io ritengo sia uno strumento veramente più potente, perché registrarsi all'anagrafe, che poi viene periodicamente notificata alle Nazioni Unite, significa dichiarare la propria nazionalità sarda. Quindi equivale a rispondere sì a un ipotetico referendum per l'indipendenza, senza passare per le istituzioni nemiche italiane. Noi non cerchiamo aderenti, non facciamo proselitismo, in quanto tale o come forza politicamente impegnata in competizioni elettorali. Niente di tutto questo, tant'è vero che anche la registrazione all'anagrafe non è un'adesione all'MLNS. MLNS e le istituzioni di governo sardo provvisorio custodiscono l'anagrafe, ma la proprietà dell'anagrafe è solo del popolo sardo, non può essere diversamente. Quindi il nostro è un percorso legale, legittimo e previsto dal diritto internazionale, si chiama semplicemente autodeterminazione. Questo principio di autodeterminazione è tra l'altro una parte di un diritto internazionale imperativo della famosa ius cogens, perciò è un diritto inalienabile di ogni popolo, e quindi del popolo sardo, al quale sospetta il legittimo esercizio del tale diritto erga omnes. Di questo ius cogens fanno parte tutti quei principi che richiamano valori universali e fondamentali, quindi i diritti umani principali, il diritto di autodeterminazione dei popoli, il divieto e la minaccia dell'uso della forza. Attualmente lo Stato italiano è uno Stato straniero che occupa i nostri territori, quindi di fatto è il nostro nemico nella lotta alla liberazione. Non dimentichiamo che lo Stato italiano è uno Stato delinquente, è uno Stato che viola le sue stesse leggi, le leggi internazionali, è uno Stato che nel più assoluto menefreghismo ci massacra,
con vessazioni fiscali, con tasse, balzelli, cose varie, tasse che legalmente il Stato non è tenuto a versare. Tutte le tasse, le imposte, le multe, le sanzioni, anche le condanne applicate dall'amministrazione dello Stato italiano a un qualunque cittadino sardo sono illegittime, non dovute, non rispettabili, sono atti che vengono imposti con la forza da uno Stato colonizzatore che sfrutta la paura dei sardi, perché effettivamente è così, la loro forza è la nostra paura. Noi abbiamo, come movimento, abbiamo denunciato alle Nazioni Unite l'Italia per l'occupazione, colonizzazione, abbiamo rivendicato la sovranità del popolo sardo, li abbiamo ammoniti, diffidati, l'abbiamo denunciato anche alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Penale Internazionale, anche alla Croce Rossa. E da un po' abbiamo iniziato anche a raccogliere i frutti del nostro lavoro diplomatico. Abbiamo ottenuto un riconoscimento, un risultato che io definirei storico, perché abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte di 2 repubbliche estere, un risultato mai raggiunto prima nella storia dell'indipendentismo sardo, della lotta dei sardi per ottenere la libertà. E le nostre relazioni diplomatiche stanno andando avanti e presto ne arriveranno altri. Questo fatto chiaramente ha scosso, ha disturbato lo Stato italiano e la sua rappresaglia non si è fatta attendere. Il 13 marzo scorso lo Stato italiano ha sferrato un attacco violento contro di noi, con il pretesto di un'inchiesta giudiziaria strumentale calunnosa, creata in maniera subdola, solo col fine di poter ipotizzare l'esistenza fantasiosa, reati inesistenti, come la costituzione di una fantomatica associazione militare. Questo in presunta violazione a una legge italiana del secondo dopoguerra, del 48, il decreto legislativo del 14 febbraio del 1943. Per queste ipotesi di reato, ma ripeto, assolutamente prive di qualsiasi fondamento, perché la polizia sarda è un progetto in allestimento, un progetto futuro, perché avrà lo Stato sardo, come tutte le repubbliche di questo mondo, avrà un suo apparato di tutela, di difesa dei diritti del cittadino. Quindi su mandato del sostituto procuratore della Repubblica la polizia è intervenuta in forza con armamento da guerra contro il movimento, incursione che ha sottoposto a perquisizione il sottoscritto, presidente e fondatore del movimento, più altri appartenenti al movimento e altri cittadini del popolo sardo, le loro abitazioni private, i luoghi dei loro posti di lavoro, veicoli, hanno sottratto beni ed effetti personali illegalmente, proprio anche strumenti di lavoro, ci hanno sequestrato, segregato, sorvegliati a vista per molte ore, proprio sequestri di persona, e ci hanno sottoposto a interrogatori anche informali e violenze, alcuni di noi anche violenze morali e psicologiche. Altro attacco è che attraverso un paio di ex membri dell'MLNS, perché sono riusciti a potenza del vile denaro, a questione anche questi, stanno cercando di screditarci, di cercare di creare confusione intorno a noi. Evidentemente siamo diventati personaggi scomodi, con falsi proclami di esautorazione del sottoscritto, pubblicizzando anche azioni che il governo stato provvisorio, il costituito dell'MLNS, non può portare avanti in difesa delle proprietà dei sardi, perché il governo stato provvisorio non ha i poteri che stanno pubblicizzando questi qui, perché attualmente è solo l'organizzazione, la struttura che deve gestire le relazioni internazionali del movimento. Quindi le autorità italiane sono consapevoli della nostra legittimità giuridica, ma chiaramente devono giustificare i loro atti di aggressione e prendono a pretesto una possibile deriva militare del processo di rivendicazione del popolo sardo. Quindi come governo sardo provvisorio abbiamo, oltre all'autodeterminazione dei popoli, anche quello di stipulare trattati internazionali. E questo, siccome l'articolo 96, paragrafo 3 del primo protocollo di Ginevra del 77 impone ai movimenti di liberazione nazionale, a tutti i soggetti dei diritti internazionali, agli stati, agli insorti, ai movimenti di liberazione nazionale, di dotarsi di una struttura che deve gestire le relazioni internazionali. Questo in base all'articolo 96 di cui parlavo prima, e per questo MLNS ha costituito il governo sardo provvisorio. E restiamo comunque con il nostro percorso diplomatico assolutamente nell'osservanza delle norme di diritto internazionale.
Allora, comunque come fine abbiamo detto che è quello di raggiungere le libere elezioni. Una volta fatto quello, il governo stato provvisorio darà seguito alla proclamazione anche unilaterale di indipendenza della Repubblica di Sardegna. Però per raggiungere il nostro scopo, che è l'obiettivo comune a noi tutti, è fondamentale la collaborazione e l'unità di intenti di tutte le forze indipendentiste. E vedo in Podimbus una formazione al di fuori da interessi elettorali e personali, una formazione giovane, armata dalla voglia di libertà, di giustizia, una formazione con la quale credo sia possibile dialogare in maniera costruttiva per il bene della nostra patria. Perché per quanto, ripeto, noi non crediamo in un percorso in ambito elettorale italiano, adesso mi piace citare una frase del professor Bianco che mi è piaciuta tantissimo, che è quella della teoria del binario che ha due rotaie che viaggiano per linee parallele, di cui una rotaia sarebbe quella del percorso del Melenese che va in ambito giuridico internazionale e quella delle altre formazioni che agiscono in ambito elettorale italiano. Sono due rotaie che viaggiano parallele, non si incontrano, ma tutti e due devono arrivare alla stessa stazione. Perciò deve esistere questa collaborazione. Quindi ritengo Podimbus è una formazione con la quale sia possibile dialogare in maniera costruttiva per il bene della nostra terra. Ma è ora che tutti, proprio tutti, ci mettiamo una mano sulla coscienza e pensiamo all'avvenire dei nostri figli, smettendola di dire ho ragione io, hai ragione tu non ci arrivi, tu fai questo, cioè voglio arrivare prima io. Cioè, siamo un popolo, dobbiamo crescere, cioè, abbiamo la responsabilità dell'avvenire dei nostri figli, dobbiamo lasciare un futuro da uomini liberi, un futuro degno di essere vissuto in quella che è la loro patria. E scusatemi tanto, ma questa patria si chiama Sardegna. Grazie.